Allora la letterina di Natale alle mie fragoline, ai miei frugoletti. Mm? E che diciamo? Che diciamo a questa letterina? Vediamo. Letterina. Letterina di Natale, prima di tutto i figli, i miei birichini, i miei torroncini, i miei biscottini, i miei coriandolini, i miei... quelli là, no? Da napolitanino al corrierino, dalla pomodorino e la morattina fino alla narcisina. Se mi dai una mano, quest'anno cominciamo da qui. Sì. Letterina del babbo più babbo e il nababbo del mondo. Ah, cominciamo con le figliolette imbucate, con i figlioletti infiltrati. Letterina di Natale alle mie fragolette, ai miei frugoletti. Ma i frugoletti Alessandro Treppaoli e Danilo Perego sono vivi o sono morti? Sto in pensiero. Non che tenga meno alle altre fragolette e frugoletti. Il Treppaoli e il Perego a mo' d'esempio. Il frugoletto Manuel Ruben qui, Giambillino 48, e alle prese con una mandria di bimbi. Ma chi? E di chi sono? Suoi? E per chi lavora? Li pascola, li cresce e poi, come Mandriano però, lascia a desiderare. Sempre incazzato e sempre con le parolacce in bocca. Dio come bestemmia! Anche adesso che manca poco al Santo Natale. Vabbè che impaccuoli è Natale tutto l'anno, ma... E pensare che il Ruben, prezzolato dalla mala Milano Italia, mi si era proposto come tramite per risolvere il caso del millennio. Prima, poi il culmine in data 18 agosto 2006. Che successo? Era circa mezzanotte. Da allora, come se non ci conoscessimo, mai visti. Il Ruben, uno degli esempi del comportamento universale della mala Milano Italia nei confronti di me e dei miei. Basterebbe acchiapparne uno per risolvere, ma la mala Milano Italia non vuole, e la buona Milano Italia, più che lamentarsi in silenzio o abbaiare alla luna, non sa fare. Mi sa proprio che la rivoluzione stavolta la dovranno fare i bambini. Ma come? Chi vivrà? Chi sopravviverà all'infezione pacquolia lo vedrà. Letterina di Natale, prima di tutto i figli, i miei birichini, i miei torroncini, i miei biscottini, i miei coriandolini, i miei... Quelli là, no? Da napolitanino al corrierino, dalla pomodorino e la martina fino alla narcisina. Cari frugoletti, come babbo penso di essere stato sempre buono. Tutto l'anno esaudisco i desideri, metto a disposizione tutti i doni che mi vengono chiesti e mai ho fatto trovare del carbone. Tutti i giorni e le notti porto magia e felicità nei vostri cuori e nelle vostre case. In Italia e nel mondo vivono però milioni di uomini, donne e bambini, fra cui
Federico Aldrovandi, Gabriele Sandri, Cira Caramia, Isabella e Maurizio Russo, che non sanno neppure che esisto. Insieme a te quest'anno a Natale vorrei fare la magia più grande. Come? Bastano 1.000 euro al giorno a testa. Così pochi? Vabbè, facciamo 2.000 o più, ma solo perché siete voi, le mie care imbucate, i miei cari infiltrati, per ringraziarvi del sicuro riscontro in omaggio, copia dell'originale della notazione, infezione pacquolia. Cura tutti i mali, soprattutto se presa almeno una volta al minuto e tutti i santi giorni, tutte le sante notti. Vai con notte infinita. Sottofondo. La dedico a tutti voi, carissime figlie, adorati figliuoli, i bimbi, le bimbe, i fanciulli, le fanciulle, venghino a me. Chiamiamoli per nome, uno alla volta, vai con la chiamata nominativa. Ah, vai! Prima le femminucce, Rossana Filacchiona, Paola Selleri, Grazia Cesara Ofelia, Cecilia Vassena, Laura Tragni, Elena Formica, Serena Baccolini, Narcisa Zarasti, Luisa Caramia, in Offu 40, Mimma Caramia, in Offu Tomaselli, Livia De Michele, Livia Pomodoro, Letizia Moretti, eccetera. Esaurito l'elenco delle femminucce esaurite, passeremmo ai maschietti esauriti fino all'esaurimento totale, Io a lei la distruggo psicologicamente. Che? Figliuola, perché mi dai del lei? Ah già, ha studiato ad Oxford per i miei bimbi, tutto e di più. Calci e pugni, pertiche, bastoni, randelli, travi, incudini, pali, pale, martelli, mazzette, cazzotti, te ne sono avanzati? Grazie, sì, qualcuno. Grazie, il babbo, nababbo. Sono io. Tutti i frugoletti presenti in questa lista hanno l'obbligo di fare girare la presente letterina da qui al 25 dicembre 2008 in Pacquolia, ex Italia, tutti i giorni è Natale. Il frugoletto Alessandro Treppauli, amministratore del Giambellino 4648, invii copia della presente a tutti i condomini da lui amministrati. Il frugoletto Danilo Perego, amministratore dell'Oronteggio 30, invii copia della presente a tutti i condomini da lui amministrati, e così per tutti i frugoletti della lista, ad esempio le frugolette Cecilia Vassena, Laura Tragni, eccetera, invino copia della presente a tutte le frugolette e i frugoletti in toga di tutti i tribunali d'Italia e del mondo, i frugoletti e le frugolette Giorgio Marzocchi, Paola Selleri, eccetera, invino copia a tutti gli avvocati di Pacquolia e del mondo, i frugoletti e le frugolette Silvio Berlusconi, Letizia Moretti, eccetera, invino copia della presente a tutti i sindaci, i politici di Pacquolia e del mondo, e così via. Formiamo una catena, la catena dei santi frugoletti e delle sante frugolette. Inviare, per aggiustare e correggere, affinare, sintetizzare, c'è sempre tempo. Inviata. La letterina, inviarla accompagnata da copia della notazione, infezione, pacquolia. Omeopatia. Copia dall'originale, naturalmente, Copia dall'originale. Ecco. Basta, puoi chiudere, saranno 8-9 minuti, bastano. Di più non ci sta, massimo 10 minuti stanno, Ecco,
E il sottofondo cos'è? Notte infinita, giusto? L'avevamo dedicata alla Cira Caramella Grottaglia e mo la dedichiamo a tutti.